io farei veramente un super applauso a tutti gli allevatori, magari, e gli operatori, tutti coloro che hanno lavorato, veramente grazie di cuore. Luca Zaia taglia il nastro della 16ª edizione di Casius Veneti e la qualità trionfa. 403 formaggi iscritti, 90 caseifici partecipanti, tantissimi come mai prima d'ora i visitatori che hanno raggiunto Villa Contarini. Il primo grande evento post-lockdown, segnato positivamente anche dalla forte vicinanza regionale che ha dichiarato la volontà di un impegno ulteriore per le prossime edizioni. Sono molti formaggi del Veneto, qui oggi ne abbiamo 400 in esposizione e penso che sia la dimostrazione di quanto forte sia. Siamo alla 16ª edizione e abbiamo una conta importante di visitatori che sono ormai alla 16ª edizione, oltre 50.000 visitatori. Vale come una fiera, tanto per capirci. Grazie alla produzione agroalimentare noi riusciamo a veicolare tutto un territorio, infatti chi viene qua, visita questa villa, assaggia questi prodotti, poi molto spesso se ne va anche con un cadeau, con un regalo che poi porta a casa, soprattutto per quanto riguarda i turisti. Quindi questa è valorizzazione a 360 gradi, è per questo motivo che noi continuiamo come Regione a promuoverla. A raggiungere Piazzola Sud Brenta un pubblico ordinato, rispettoso e attento che ha superato ogni record rispetto alle passate edizioni. In mostra un vero e proprio ventaglio di alternative e specialità, 49 in tutto i premiati durante la cerimonia inaugurale, 38 produzioni casearie e 11 formaggi di fattoria. Noi non siamo mai rimasti fermi, ma questo dà l'idea che anche tutto il resto del comparto, che non è allevatori, vogliono comunque partecipare. Appena hanno visto, hanno voluto esserci e questa volontà di esserci è la volontà di confronto, la volontà di ricerca della qualità, la volontà di essere il migliore che aleggia da tempo nei nostri trasformatori. Fa piacere perché dopo dei nostri concorsi ne sono nati tanti altri e questo porta la qualità veneta ad essere quella che effettivamente riscontriamo. Sicuramente la qualità nostra è sempre stata riconosciuta. La speranza è che venga riconosciuta non solamente da chi la conosce già, ma da tutti. Tutti sold out ancora prima del taglio del nastro di 45 appuntamenti di degustazione. Fondamentale per la realizzazione dell'evento la collaborazione tra consorzi di tutela e sponsor. Novità del 2020, il gemellaggio con il Friuli Venezia Giulia, che con il Veneto condivide la produzione del Montasio DOP. Un'iniziativa che dimostra la capacità e la resilienza delle nostre imprese, delle nostre aziende, dei nostri produttori. Noi come Banca del Territorio siamo presenti perché crediamo in questa, diciamo così, forza dei nostri produttori e dobbiamo essere con loro vicini proprio perché fa parte della nostra natura. Una sinergia win-to-win, come si usa dire, che nella realtà aiuta entrambe le regioni ma entrambe le categorie dei nostri produttori che poi sono quelli ai quali noi guardiamo con principale interesse.